Ciao. Allora, mai come in questi anni mi sovviene spesso un film, diciamo datato, ma molto attuale, poi vi spiego il perché. Ora lo vado a prendere. Mi vedete con questo microfono in mano perché ne approfitto per fare delle prove audio. Semplicissimo microfono dinamico. Andiamo a prenderci il film. Lo voglio far vedere, chissà cosa vi aspettate, ma eccolo qua. Pronti? L'invasione degli ultracorpi. 1956, questo è il capolavoro assoluto di Don Siegel, è un classico della fantascienza degli anni 50, una produzione a basso costo, effetti speciali assenti, però capace di creare un'angoscia e una tensione nello spettatore che viene rapito per tutto il tempo del film, grazie anche a quello che è un ritmo narrativo molto coinvolgente dall'inizio alla fine, tanto che per certi versi sembra di trovarsi dentro un film di Hitchcock. Il film, diciamo, che suggerisce, come si dice spesso, piuttosto che mostrare. Si parla di la classica invasione extraterrestre in questa piccola città della California, dove gli invasori sostituiscono gli esseri umani durante il sonno con dei duplicati che compaiono identici in superficie ma privi di qualsiasi emozione, di qualsiasi individualità. I corpi diventano degli involucri vuoti, bacilli spaziali, sono in grado appunto di replicare il codice genetico degli esseri umani, originando dei cloni che ne assorbono la coscienza individuale, questo durante il sonno. Dunque, avendo poi un comportamento atarassico, apatico, anche se sono due cose diverse, come dicevano gli stoici, e alla fine del film, molto importante da ricordare, che il protagonista sfondava quasi la quarta parete del grande schermo e si rivolgeva al pubblico in sala urlando: sono già qua, voi sarete i prossimi. Un finale che poi viene, diciamo, edulcorato per volontà della produzione, aggiungendo un prologo e un epilogo un po' diverso, per avere quello che è un happy end meno tragico, meno pessimista, ma rassicurante. Gli anni erano quelli immediatamente successivi alla famosa caccia alle streghe che scatenò il senatore McCarthy, no? Il maccartismo contro i comunisti o i presunti comunisti nel mondo dell'arte, dello spettacolo, e c'è poi una metafora su quella che era la guerra fredda e sulla paura appunto della invasione dell'America da parte dei comunisti. Una correlazione appunto tra questi ultracorpi e l'immagine che l'America voleva dare dei russi. Eh, Pensate che in questo processo, in questa caccia alle streghe, ci passò persino Walt Disney, cioè per dire come questa cosa era terrorizzante per l'America. In realtà il regista poi ha smentito questa lettura, era un film che voleva parlare della condizione umana, che nell'arco della vita perde e tende a smarrire quelle che sono le passioni e le emozioni, riducendosi ad un essere emozionale. Mm? Questo era proprio il senso, perché poi se andiamo a vedere tanti film di fantascienza di quel periodo giocavano su questa allegoria. Sono stati fatti dei remake, quello bellissimo del 78, l'errore dallo spazio profondo. Nel 93 ne hanno fatto un altro molto bello, Ultracorpi, l'invasione continua. Nel 2007 uno così così, dove c'è Nicole Kidman, per esempio, Invasion. È una citazione a sé, merita Totò nella luna del 58, diretto da Stan, una sorta di parodia dove c'era anche la partecipazione di Ugo Tognazzi, anche qui guerra fredda e tutto quanto, insomma rivisita il discorso degli ultracorpi, da vedere. I baccelli erano i cosoni. Dunque abbiamo detto fantascienza però vecchia ma non anacronistica, perché oggi sembrerebbe che questa invasione abbia avuto successo, dove accettiamo di seguire le mode, il sistema in modo anche a volte docile ma entusiasta. Consumismo, la non accettazione del diverso, del pensiero libero, del pensiero autonomo, ci si scaglia con violenza verso quelli non allineati, e qui ci sarebbero tante cose da dire.
Per cui l'omologazione, diciamo, è la vera invasione. Nel film, per esempio, gli umani che sono svuotati addirittura dicono si vive meglio così. Amore, ambizione, fede, tutto questo levato dalla vita sembrerebbe che la rendano più facile. E qui mettiamo un punto interrogativo. E soprattutto il predominio di quello che è il raziocinio sui sentimenti umani, cioè l'incubo è quello della disumanizzazione. Ci sono dei legami anche con gli zombie famosi di Romero, alcune tematiche vanno a muoversi lì. Stephen King, per esempio, di questo film l'ha inserito tra i suoi 100 film preferiti di tutti i tempi. Non a caso il suo romanzo, quello Sleeping Beauties, lo ricalca in pieno. Questo era fare due osservazioni su questo film, ripeto, vecchio, bello, un bel film di fantascienza che ha segnato tantissimo il cinema di questo genere, ma oggi sembrerebbe tanto attuale.